Ehi Gio, Ste, io quest'estate non ne faccio arrostute. Ho comprato il bimbi così evitiamo di fare fumo. Non è meglio? l'arrostuta col bimbi. Gio, fare l'arrostuta col bimbi è come fare spaghetti al nero di seppia in bianco. In che senso? Ora te lo spiego. Per un siciliano l'arrostuta è uno stile di vita, una tradizione. Ci sono 3 cose che un padre insegna a un figlio: come guadagnarsi il pane, come conquistare una donna e come fare la salsiccia arrostuta sulla griglia. Si parte dall'organizzazione per la spesa, ognuno porta qualcosa e la frase è: oh picciò, mi raccomando, senza esagerare però, va bene. Va bene. Il giorno dell'arrostuta però amici e parenti portano la roba sulla griglia annunciati da mia madre, a tipo quando Maria De Filippi fa entrare le persone, uomini e donne. Lo zio Totuccio con spiedini, mangiabevi e stighiola. Mariella porta trinca e costata. Va sul trono Ignazio che ha portato un bidoncino di vino di 25 litri, 2 cassate e 25 cannoli. E meno male che doveva essere senza esagerare. Durante l'arrostuta ci sono alcuni comandamenti: non ti inchiummare di pane in vano, non rubare la salsiccia dal piatto degli altri, onora la tavola fino a quando è tutto finito. L'arrostuta ha un valore simbolico di grande valore sociale, non a caso si svolge in concomitanza con le più importanti feste comandate. 25 aprile, festa della liberazione, qual è la cosa più importante? Arrostuta. 1 maggio, festa dei lavoratori, qual è la cosa più importante? L'arrostuta. 2 giugno, festa della Repubblica, qual è la cosa più importante? L'arrostuta. Insomma, per noi le feste le potrebbero pure abolire, l'importante è che ci lasciano l'arrostuta. C'è solo una festa dove non si fa l'arrostuta: Pasqua. Ma tanto, l'indomani è Pasquetta, e a Pasquetta qual è la cosa più importante? Arrostuta. A mezzogiorno la griglia è pronta e sul fuoco troviamo mezzo maiale, 1/4 di vitello e 2 capretti, roba da sfamare mezzo quartiere. Ma il siciliano è sempre assalito da un dubbio spaventoso ed esclama: picciotti, ma c'ha basta sta carne? Se mai capitasse che qualche sprovveduto dicesse: che fa, queste fettine le facciamo col bimbi? Sicuramente la risposta sarebbe: ma quando mai? I bimbi mangiano salsiccia e sighiola come i grandi, si devono abituare. Quando c'è l'arrostuta nel quartiere nasce una vera e propria sfida. Così come gli indiani comunicavano con i segnali di fumo, noi comunichiamo con il fumo della griglia. Ne nasce una vera e propria sfida di odori e di fumo. Chi ne fa di più si assegna la medaglia di migliore arrostitore della zona. Quando noi cominciamo con la salsiccia, dalla villetta di fronte cafuddano spetini, noi mettiamo carne di crasto e loro mettono alette di pollo. A questo punto Vincenzino dal balcone all'angolo che cosa fa? Cafudda un trisse di hamburger, agnellone e costolette di maiale. Oh, è il momento del jolly e noi calamo stighiola. Oh, non ci crederete, ma per Pasquetta dell'anno scorso Salvuccio, che è un tipo vinciuso, ha finito la carne pur di non perdere la partita, ha dato fuoco alla casa. Mio cognato, che non se ne tiene neanche una, per rispondergli a tono voleva dare fuoco alla moto e alla macchina. E tutti a dire: Ignazio, ma sei impazzito? Perciò tu, per non perdere la partita, vuoi dare fuoco alla macchina? Dice: sì, ma mica la mia, la sua. Fortuna che è intervenuto il nonno, che con la sua saggezza ha messo tutti d'accordo, spiegando a Ignazio che Salvuccio, avendo dato fuoco alla casa, l'unico posto dove poteva dormire era la macchina, e per questo insieme abbiamo deciso di bruciargli solo la moto. A causa di questa distrazione però avevamo dimenticato la carne sul fuoco, che nel frattempo si era bruciata. Non avendo altra carne a disposizione eravamo andati in difficoltà. Altro intervento risolutivo del nonno: picciotte, non vi scantate, prendete le cassate e i cannoli e metteteli sulla griglia. Perché se ancora non si fosse capito, noi in Sicilia arrostiamo tutto. Ste, e quindi va bene se facciamo tutto col bimbi? Gio, ma col bimbi si può fare la griglia? No! E allora dice mio nonno: portalo qua, che lo mettiamo sul fuoco e l'arrostiamo, perché noi in Sicilia arrostiamo tutto, pure il bimbi.